Direi che possiamo iniziare. Benvenute e benvenuti a tutti. Questo è un appuntamento importante per due motivi. Questa è una tappa del mese dei diritti umani che si svolge nell'unico comune della Sardegna che ha aderito ad un'iniziativa importante organizzata da oltre 30 organizzazioni del terzo settore, del sociale, del mondo del volontariato, del mondo della difesa dei diritti civili, umani e sociali delle persone. Dal 10 di novembre al 10 di dicembre si svolgeranno tante iniziative organizzate da queste associazioni e questi enti, perché il 10 di dicembre, come alcuni di voi sanno, è la data in cui viene celebrato in tutto il mondo l'approvazione della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Il secondo motivo per cui è importante questa tappa di Assemini è il tema che stiamo affrontando oggi, che abbiamo già affrontato neanche 2 mesi fa insieme a Bepi Vigna del Centro Internazionale del Fumetto, che è quello del dialogo, dell'intercultura con l'altra sponda del Mediterraneo. Il fumetto intercultura di Taqwa Ben Mohamed ha una funzione educativa e formativa estremamente preziosa, perché orienta le persone che leggono i fumetti ad accettare la diversità come base di inclusione, senza negazioni, senza rimozioni, puro e semplice arricchimento culturale. Badate che la diversità del mondo oggi si riproduce ovunque, proprio come nella sua diversità. Una società che faccia in positivo la pluralità, faccia proprio in positivo la pluralità, non solo culturale ma anche religiosa, credo che sia urgente, e ce lo dicono gli attentati terroristici di Parigi, ce lo dicono gli attentati terroristici nell'Africa subsahariana, nel Medio Oriente, in tutto il mondo. La paura del diverso, l'intolleranza, il razzismo sono da tempo immaginati come un fenomeno non italiano, come qualcosa che non ci appartiene, di cui non possiamo essere evidenziati come società, come persone razziste, tantomeno i sardi. Sembra proprio che non possiamo essere razzisti, e invece no. Tanto il credere che non siamo razzisti è ancora la forma più tradizionale di razzismo, e anche la Sardegna oggi e sempre avrà a che fare con problemi di convivenza di varie culture, e quindi anche di vivere problemi di intolleranza, perché stiamo diventando nel nostro piccolo anche noi una società plurietnica. Gli stranieri regolarmente residenti nel comune di Assemini, come è stato annunciato nella conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa, sono 648, ma è un numero destinato a crescere. Cioè, a parte che il termine straniero è un termine che non mi piace sempre in queste occasioni sottolineare che sono e che saranno nuove cittadine e nuovi cittadini. A crescere, questo numero di 648 è destinato naturalmente a crescere progressivamente, ed è prevedibile purtroppo che ci saranno sempre più reazioni che oscillano tra il difensivo, l'aggressivo e sentimenti di superiorità. Lo si chiami razzismo, lo si chiami intolleranza, lo si chiami etnocentrismo, si tratta comunque di un guaio antico quanto il sentimento storico di appartenenza, di identità, ed è quella cosa che
si può dire in vari modi e che però non si può dire col vero nome, il razzismo, perché oggi da noi nessuno può dirsi razzista e nessuno può essere chiamato razzista senza rischiare poi di finire in tribunale. Si pensa al razzismo come qualcosa di molto lontano, come vi dicevo prima, che non ci appartiene, come se il razzismo fosse solo quello dei nazisti che sterminavano gli ebrei o quello dei naziskin o quello del Ku Klux Klan. No, tutto questo, tutta questa roba è solamente una scusa, un appiglio per anche ciascuno di noi per affrontare probabilmente in una dimensione più comoda la realtà quotidiana, tant'è vero che noi sentiamo spesso dire io non sono razzista, ma e poi giù le cose peggiori e micidiali che si possano immaginare, e non ci accorgiamo invece che stiamo incominciando a intendere qualcosa di fondamentale, anche come sardi, abitanti di un'isola periferica nell'Occidente, dove il continente più vicino in effetti è l'Africa, l'Africa tutta intera qui a 2 bracciate praticamente dalle nostre coste, simbolo di quel 80% e più della popolazione mondiale a cui rimane solo il 16% circa del reddito mondiale, e poi c'è l'altro 84%, l'altra faccia della medaglia, che ha meno del 20% dei ricchi e dei potenti del mondo. In questa dimensione il fumetto di Taqwa è uno strumento anche piccolo per progettare un modo per distruggere questi muri e queste barriere e costruire ponti e coesistenze. Vi ringrazio.